L'odore del mare di Catania nel 1920. Quell'odore di vecchie tavole imbevute di salsedine, di scogli ricoperti di alghe verdi. L'aria marina trascorreva tra i pali e le passerelle di legno dei vecchi stabilimenti balneari. Il mare salato penetrava nelle narici, attaccava le mucose, faceva lagrimare gli occhi durante i numerosi tuffi a chiodo fatti dal piccolo trampolino sporgente dalla scogliera di Guardia Ognina. L'acqua scorreva sul corpo compatto e abbronzato, in un desiderio struggente della pasta con le melanzane che aspettava a casa sotto un piatto capovolto ancora tiepida. Il desiderio della pasta con le melanzane era simile come intensità a quello di vedere gli occhi della figlia dell'avvocato che si affacciava alla bassa finestra della casa di fronte. Durante quelle ore marine, mentre l'acqua grondava e si asciugava subito sulla pelle, la vita sembrava non dovesse mai aver fine ed era disseminata di ore bellissime, di risvegli dopo un leggero sonno pomeridiano nella stanza in penombra. Un pomeriggio di quegli anni era fatto così. Dopo mangiato, tutti andavano a dormire. Nella penombra della stanza s'udiva la voce della zia che giungeva dal fondo della casa e parlava pacatamente con la donna di servizio, dando le istruzioni per la neve da comprare per metterla grattugiata nel bicchiere del caffè freddo o nel pozzetto di legno che serviva per preparare le granite di mandorla da sorbire non appena ci si svegliava dal sonno del pomeriggio. Trascorse quelle ore caldissime, la luce cominciava ad addolcirsi. Era piacevole tirare su le cassine e lasciare entrare l'ultimo sole ormai senza più virulenza, che non scaldava nemmeno i mobili sui quali si posava. Il pensiero era teso verso il pomeriggio di via Etnea. I tavolini della birreria svizzera erano allineati sui marciapiedi, già in ombra, e i camerieri cominciavano a servire i gelati. Mentre il sapore della granita si scioglieva in bocca, c'era il pensiero della figlia dell'avvocato e dei suoi occhi nocciola che guardavano dall'alto del balcone di antica pietra bianca. Verso le 6 del pomeriggio sarebbe stata seduta con la famiglia a un tavolo del caffè della Villa Bellini e si passava lì davanti per raccogliere il suo lungo sguardo nella luce del tramonto. La via Etnea, dopo il caldo della giornata, ricomincia a vivere verso le 5 del pomeriggio. I tavoli dei caffè affollano i marciapiedi e la folla va su e giù strascicando i piedi. Mi vedo seduto a uno di questi tavolini in un chiaro pomeriggio di settembre e mi viene in mente Catania di molti anni fa. Catania, dopo la prima guerra, in questa stessa stagione. Esisteva allora, fra gli annunci economici dei quotidiani cittadini, la rubrica Corrispondenze private, a 1,30 € la parola. Il pomeriggio giovani e maturi spasimanti si mettevano alle calcagna delle ragazze e, stando attenti a non farsi sentire dai genitori, sussurravano loro di leggere il giornale dell'indomani. La mattina dopo, sul giornale dell'isola, appariva una mezza colonna di corrispondenze private. Sussurraivi, leggere Isola, oppure seguita via Garibaldi, amovi ardentemente, passerò ore 5 sotto balconi, segno aver letto, soffiatevi naso, scarpe gialle. Le parole sussurraivi e seguita erano scritte in neretto maiuscolo. Ma il grosso degli innamorati preferiva celarsi sotto pseudonimi mitologici: Nausica, Eliogabalo, Tantalo, Laoconte, Circe, Astianatte. Certe volte gli innamorati perdevano ogni ritegno e scrivevano frasi che l'Unione Pubblicità, sebbene a malincuore, non poteva pubblicare. Capitava infatti di leggere sul giornale comunicazioni di questo genere. Laoconte, sua inserzione impubblicabile. Cerchi attenuare tono. Teniamo a sua disposizione lire 28,50. Tutta la vita sentimentale e passionale della città era concentrata in quegli anni sulla rubrica del giornale dell'isola. La cittadinanza seguiva sul giornale le vicende amorose dei concittadini. Le ragazze cui la sera avanti era stata preannunziata a bassissima voce la corrispondenza privata si alzavano prestissimo e mandavano a comprare il giornale con la cameriera quando questa scendeva per il latte.
nella luce cinerea del mattino, nell'ora in cui le capre percorrevano le strade ancora deserte con un lieve tintinnio di campanelle. Queste relazioni segrete si svolgevano sotto l'incubo di padri e mariti minacciosi che uscivano col bastone animato a fare 4 passi in via Etnea. Di tanto in tanto Elio Gabalo o Lao Conte venivano agguantati e bastonati sotto i balconi o in piena birreria da un padre o da un marito furibondi che gli calcavano la paglietta fino al collo sotto gli occhi atterriti della donna amata. La sera il pubblico gremiva ai cinema varietà all'aperto, dove c'era sempre qualcuno che lanciava, in segno di disprezzo, una manciata di soldini alla canzonettista, provocando la reazione dei sostenitori della diva, coi quali veniva subito alle mani tra le file di poltrone in ferro battuto. Era l'epoca delle rivoltelle e dei permessi d'armi. Portare il revolver era segno di virilità e di indipendenza. Figli di famiglia dall'aspetto gentile, trasecolato, gracili giovinetti della nobiltà, tenuti su a furia di olio di fegato di merluzzo, studenti di ginnasio, andavano in giro con grosse rivoltelle sotto la giacca. Cominciava l'autunno, come ora. Sugli scogli di Guardia Ognina si smontavano già gli stabilimenti balneari. Le famiglie partivano per la villeggiatura. La città assumeva quell'aspetto diradato e malinconico del settembre. La sera, lungo le strade di lava nera su cui le luci dei radi fanali accendevano cupi riflessi di metallo, si aggiravano a piedi scalzi, col paniere sotto il braccio, i venditori notturni di more, lanciando il loro straziante grido di richiamo. Notturne comitive di giovanotti dai capelli alti e tremuli si soffermavano a contrattare le more che tingevano di viola cupo il viso e le mani. Attorno al venditore notturno di more c'era sempre un'atmosfera sospesa di rissa imminente. Il portone dell'ospedale di Santa Marta, nel buio fitto della salita di San Nicola, era illuminato pallidamente da 2 fanali a gas che riempivano di riflessi lunari i volti dei feriti che vi venivano ricoverati nottetempo in carrozzella tra un precipitoso crepitare di zoccoli di cavallo sul lastricato. La mattina i nobili e i professionisti si recavano alla pescheria a comprare di persona il pesce fresco, che poi mandavano a casa col ragazzo, facendolo sostare un momento davanti al Circolo Unione o al gabinetto di lettura per far vedere il pesce acquistato ai conoscenti. Il passaggio dei treni sugli archi della marina faceva tintinnare servizi da caffè sui cassettoni delle vecchie case settecentesche di via Dusmet, con un tremolio emozionante che era come la minaccia del progresso. Nel pomeriggio sulla via Etnea, innaffiata di fresco, uscivano i landò, coi cocchieri in livrea, col cilindro lucido calato sugli occhi e i polpacci di guazzanti entro i corti stivali tubolari. Nei bagli dei palazzotti barocchi odoranti di stallatico, i cavalli già attaccati alle carrozze, coi finimenti lustri di sego e di rame e le briglie d'argento lucidate con l'arena, scalpitavano in attesa dei baronelli che scendevano le scale calzando i guanti. Il trotto ovattato dei cavalli padronali dagli zoccoli imbottiti di caucciù suonava fitto e serrato nei viali del giardino Bellini. I signori reggevano le redini con una sola mano, essendo occupati con l'altra a levarsi continuamente il cappello al passaggio delle signore e dei conoscenti. Le scappellate erano lente, lunghe, profonde. Il cappello era appena tornato sulla testa, dopo un gran saluto che doveva subito risollevarsi in aria per una nuova scappellata. In via Etnea, verso le 6, era un continuo mareggiare di cappelli che andavano su e giù. La città aveva a quei tempi un'aria ferma e stregata. Chi ci abitava sembrava che non potesse mai allontanarsene. Roma appariva lontanissima. Varcare lo stretto di Messina era un'impresa di grande importanza, da cominciare a discutere 2 o 3 mesi prima. Catania è calma e accogliente in questo pomeriggio di primissimo autunno. La gente si indugia sui marciapiedi. Passano gli autobus diretti verso i paesi del bosco, passano ragazze con racchette sotto il braccio. I cancelli della Villa Bellini sono spalancati nella luce del tramonto.
L'aria comincia a diventare violacea, si accende qualche lampada e nasce nelle strade il brusio del tramonto tra il suono dei clacson delle automobili e il lampo delle insegne violacee del neon. A quest'ora le strade secondarie sono quasi deserte. Tutti passeggiano in Vietnea. Nelle cucine del quartiere San Berillo e dello Spirito Santo riposano cocomeri avvolti in uno straccio fresco. Più tardi, dopo cena, verranno mangiati ai balconi. Mentre giù in strada un organino a manovella suona una vecchia canzonetta che dice: serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna, che rassomiglia tanto a una Madonna. Va tu che tutto hai saputo, apre del cuore. Non pensavo di incontrarti qui. No, neanche io credevo che tu venissi. Ti dispiace se sono venuta? No, mi fa molto piacere. Perché ti fa piacere? Così, mi fa piacere. E perché? Ieri non t'ho vista. Io ero alla finestra. Tu non sei passato. Sono passato alle 5. Alle 5 ero alla finestra. Ah, forse quando sei passato mi ha chiamata la mamma per un momento. Forse ti secca che io sia qui. Vorresti andare a parlare con una di quelle ragazze? Quelle ragazze non mi interessano. Nessuna. Nessuna. Non c'è proprio nessuna ragazza che ti piace. Sì, una c'è, ma non è fra quelle. E dov'è? In questa casa. E tu gliel'hai detto che gli vuoi bene? No, non gliel'ho ancora detto. E lei te l'ha detto che ti vuole bene? Credo di sì. E tu gliel'hai mai detto a quella ragazza che le vuoi bene? No, non gliel'ho mai detto. Quando glielo dirai? E diglielo, poverina, che la fai tanto soffrire. Glielo dico. In questo momento. Cosa? Che dici? Sei tu. Non è vero! Con l'arrivo di aprile in Vietnea colpita in pieno sole cominciavano a biancheggiare le prime pagliette. Il signor Barbagallo rincasò di corsa in casa affannato, stringendo fra le mani 10 copie del giornale dell'Isola che aveva pubblicato la sua lettera di protesta contro l'orinatoio guasto situato accanto al portone. Una nota redazionale in corsivo dava incondizionatamente ragione al signor Barbagallo. Con parole vibrate e sdegnose invitava l'amministrazione comunale a provvedere all'eliminazione dello sconcio. Signor Barbagallo cadde pesantemente a sedere su una sedia e alla moglie e alle figlie accorse lesse, dando alla voce un'intonazione marcatamente ironica, la lettera e il commento. Egli sprizzava gioia da tutti i pori. Maria, frattanto, la figlia maggiore, alla vista del giornale dell'Isola era diventata pallida. La sera prima, il giovane Baldanza, in un salotto di comuni amici,
le aveva sussurrato di leggere il giornale dell'indomani nella rubrica Corrispondenze private. «Legga domani Isola», le aveva mormorato all'orecchio, senza che gli altri sentissero, nello stile telegrafico proprio delle inserzioni con lo pseudonimo Prometeo. Maria non resistette più. Prese il rotolo di giornale che il padre aveva deposto sul tavolo, ne tolse una copia e andò a chiudersi nella sua stanza. Aprì il giornale trepidante, lo voltò e lo rivoltò fra le mani senza riuscire a leggere nemmeno un rigo. Aveva il cuore in gola. Non le fu possibile a tutta prima trovare la rubrica delle corrispondenze private. Finalmente la scoprì in terza pagina. Scorse tremando i vari pseudonimi. Signora Sussurraivi, niente. Circe Amovi, nulla. Nausica, no. Mimosa, Astianatte, che non ci fosse. Erini, Prometeo, ecco. Provò un tuffo al cuore. L'inserzione, 40 centesimi la parola, minimo lire 8, diceva così: Prometeo, sussurraivi via Gemellaro leggere giornale. Amovi follemente lunga pezza. Passerò oggi ore 11. Segno aver letto, supplicovi soffiarvi naso mio passaggio. Baciovi mano divina, pre-raffaellita. Danza balla. Maria rilesse 4 o 5 volte la corrispondenza e si sentì molto felice. Notò con enorme piacere come Baldanza avesse dovuto spendere una somma non disprezzabile per quell'inserzione, e da ciò arguì che egli doveva amarla immensamente. Nascose il giornale in un cassetto e rientrò nella stanza da pranzo, ove il padre rileggeva ancora una volta, al cospetto della donna che portava le uova sopraggiunta in quel momento, la sua lettera di protesta per l'orinatoio che egli chiamava ripetutamente Vespasiano, malandato, e si soffermava a fare le ultime osservazioni sul commento del giornale. Maria, ascoltandolo, pensava con insistenza che alle 11 sarebbe passato Baldanza sotto il balcone e lei avrebbe dovuto soffiarsi il naso per fargli capire che aveva letto la corrispondenza. Non appena il signor Barbagallo terminò definitivamente la lettura, ella corse subito a pettinarsi, indugiandosi molto, a legarsi i capelli con un nastro rosa, si cosparse il volto di cipria e attese con impazienza le 11. Passeggiava su e giù per le stanze, si fermava continuamente dietro i vetri, vi tamburellava sopra con le dita, apriva e chiudeva libri. Alle 11 meno un quarto si affacciò al balcone. Rientrò immediatamente per prendere il fazzoletto. Non poteva star ferma. Muoveva senza posa le mani, picchiava con le punte dei piedi contro le sbarre del balcone, canticchiando per dominare l'irrequietezza che la agitava. All'improvviso, come un'apparizione folgorante, apparve Baldanza. Sbucò dalla cantonata e si diresse con passo rapido e nervoso, fra il vibrare dei suoi larghi pantaloni, verso il balcone. Portava, calcato sull'orecchio destro, un voluminoso cappello verde pisello, tutto risucchi e piegature. Maria lo vide subito. Cessò di battere il tempo sull'inferriata e lo guardò annichilita. Poi, man mano che quello si avvicinava, si sentì impacciatissima, arrossì, impallidì, non seppe quale posizione prendere, appoggiò il gomito sulla ringhiera e vi pose sopra il mento. Si raddrizzò subito, si riappoggiò, sorreggendosi il volto con entrambe le mani. Non riuscì a mantenersi nemmeno in quella posa. Intanto Baldanza si avvicinava inesorabilmente a passi piccoli e veloci, lasciando lungo il suo cammino una striscia di fumo. Giunto a pochi metri di distanza dal balcone, accanto alla bancarella del venditore di fichi d'India, gettò con bella mossa la sigaretta. Si fermò dopo 3 passi ad accenderne un'altra. Fece roteare in aria il cerino acceso e lo scagliò lontano con perizia e disinvoltura, alla maniera di Zalamort. Il gran momento era ormai giunto. Maria si staccò dalla ringhiera e, appoggiatasi al battente del balcone socchiuso, trasse dal petto con mano tremante
il fazzoletto e lo portò al naso 1, 2, 5 volte perché egli capisse bene. Con quel gesto ella aveva deciso tutta la sua vita. Baldanza, infatti, capì. Trasse una carta ripiegata più volte e tenendo la sigaretta all'estremo angolo della bocca e lasciando adito al fumo di uscire sia dall'altro angolo, opportunatamente socchiuso, sia dalla narice destra come dalla sinistra, fece un piccolo gesto che significava: «Ho bisogno di scriverle una lettera». Lei chinò il capo, arrossì e sorrise perdutamente mentre l'universo intero le roteava intorno come una colossale girandola. La lettera! Avrebbe ricevuto una lettera d'amore. Baldanza cacciò con forza una mano nella tasca della giacca, serissimo, e riprese a camminare a passi brevissimi e vigorosi. Scomparve allo svolto, lasciando dietro di sé grossi globi di fumo. Da quella mattina Baldanza passava 3 o 4 volte al giorno sotto il balcone e si chinava a raccattare i bigliettini che Maria gli lasciava cadere dall'alto. La sera, col favore delle tenebre, attaccava lunghe lettere al filo di cotone che Maria calava giù fin sulla strada. La domenica passava in bicicletta, coi calzoni trattenuti dalle molle attorno alle caviglie. Non appena in vista del balcone abbandonava il manubrio e mettendo le mani in tasca continuava a pedalare a testa alta, a giacca svolazzante, con disinvoltura. Altri avvenimenti importanti non accaddero dopo quella della corrispondenza privata nella vita di quella ragazza. Bruna era arrivata alle 5. Non si notavano grandi cambiamenti in lei, soltanto aveva un aspetto più curato e rassettato del solito. I capelli legati le davano un'aria familiare, quasi casalinga, che mi piacque molto. Era contenta e un po' anelante per le scale fatte di corsa. Si aggiustò i capelli e accese una sigaretta. Sei contenta del tuo matrimonio? Sono felicissima. Salvatore è un ragazzo d'oro. E adesso dov'è? È in giro anche lui, per la casa. Ci siamo divisi il lavoro. Io sono stata all'UPIM e a lasciare queste bomboniere. Lui invece è andato a parlare con uno della società elettrica per l'attacco della luce. In questi giorni è libero. Gli hanno dato 20 giorni di licenza per il matrimonio. Quando è in servizio esce di casa alle 7, ma alle 6 il pomeriggio è già di rientro. Addirittura certi giorni lo lasciano libero alle 12. Il tenente gli vuole molto bene, certi giorni lo lascia via prima. E anche il capitano gli vuole molto bene, perché lui è un agente molto bravo, molto stimato. Gli vogliono bene tutti. Mentre Bruna parlava con la sua aria tranquilla e rassettata, io andavo giocherellando col minuscolo fiore d'arancio. In quella parte di giovane moglie preoccupata della casa del marito, Bruna appariva molto più interessante e desiderabile di prima, ma capivo che sarebbe stato proprio in quei giorni fuori luogo e anche di cattivo gusto cercare di turbare quella vita nuova e felice della ragazza. Accesi una sigaretta e continuai la conversazione. Insomma, gli vuoi bene? Oh sì, Era proprio quello che ti ci voleva. non potevo trovare di meglio. E poi è molto bello. Tutte le mie amiche gli venivano appresso prima che si mettesse con me. Sì, in divisa è molto bello. Sai a chi assomiglia? A un attore americano. A Cary Grant. Solo che Salvatore è più giovane, ma è identico. È Cary Grant con 20 anni di meno. Anche al commissariato tutti i suoi amici lo chiamano Cary Grant. È geloso? Oh, così, come gli gira. L'altro giorno mi ha dato un pizzico che mi ha lasciato il segno perché avevo scherzato un poco con un suo amico, anche amico mio. E un'altra volta ha rotto un bicchiere perché avevo ballato con la guancia un po' attaccata
con un altro suo collega, ma non è cattivo. No. E poi non ha motivo di essere geloso, perché io non gli ho mai fatto nessun torto e lo rispetto. Voglio vedere le piante della finestra. Sono cresciute molto. Anche la begonia è cresciuta molto, è quasi il doppio dell'ultima volta. Anch'io nella mia nuova casa ho un posto così, solo che è molto più piccolo, mica come questo. Voglio metterci dei fiori. Poi ti chiederò qualche rametto di geranio e di begonia. Quel colore blu è molto originale, mi piace molto. E anche quelli bianchi sono originali. Bruna sul terrazzo aveva tolto la giacca e l'aveva deposta sulla poltrona. Sfilò il vestito fin sotto le ginocchia e ne uscì fuori scavalcandolo. Rimase con le spalle nude, attraversate soltanto dai nastrini della sottoveste. Voglio metterci una pianta di gelsomino come la tua e anche un'edera variegata. Lo spazio non è molto, quindi non ci sta molta roba. Si era seduta sulla poltrona, si era tolta le scarpe e cominciava a sfilarsi le calze. Avevo seguito quell'operazione nota ma inaspettata quel giorno, che d'altronde era stata rapidissima, con un senso di imbarazzo e quasi di rimorso, provando come uno strano sentimento di repulsione verso quello che stava per accadere e di solidarietà verso l'agente di pubblica sicurezza così rapidamente e tranquillamente ingannato appena 2 giorni dopo le nozze, prima ancora di aver preso possesso della nuova casa che con tanta cura stava mettendo su per andarci a vivere con la moglie. Ma questo sentimento fu di brevissima durata. Mi attraversò il cervello con la rapidità di un lampo. Bruna si era sfilata alla leggerissima sottoveste. Girandosi verso di me mi disse sorridendo: Che fai? Mi disse a mezza voce. Spogliati. Lei si prodigò negli amplessi come mai aveva fatto. Poi guardò l'orologino che aveva al polso. Sono in ritardo. Alle 6:30 devo trovarmi davanti alla Rinascente, ho appuntamento con Salvatore. Però ancora sto un po'. C'è del tempo. Il tempo di fumare una sigaretta. Fa freddo. Vuoi vedere la fotografia di Salvatore? Non è venuta molto bene. Lui è molto più bello di così. Ma tanto per fartene un'idea. Trasse fuori una piccola fotografia a formato tessera, nella quale era ritratto Salvatore. E allora? È o non è un bel ragazzo? Lui è molto più bello di così. Certamente, è bellissimo. Rimise la fotografia di Salvatore nella borsetta e uscì promettendo di telefonare fra qualche giorno. Ripensai a quel viso da Cary Grant rionale, giovane e onesto, che era in giro per uffici e magazzini per mettere su il suo appartamento di novello sposo, mentre sua moglie se ne stava a letto con me. Tutto questo mi dava come un senso di ingiustizia e di inutilità di vivere. Calava il tramonto. Dietro le vetrate dello studio si vedeva il cielo di maggio che si cominciava a colorare di rosa. Ogni tanto una rondine veniva a stridere davanti ai vetri e subito scompariva. Nel silenzio giungeva come un brusio lontanissimo, appena percettibile, il rombo degli autocarri e dei filobus che passavano. Il tempo passava sulla terrazza. L'edera variegata aveva ormai 19 anni, così pure la vita americana. Poi sarebbe arrivata la morte, che non aveva mai cessato di avvicinarsi un poco ogni giorno durante tutti quegli anni. Ricordavo benissimo la mattina in cui il giardiniere calabrese mi aveva portato quella piantina di edera. Una mattinata del 1940, alla vigilia della guerra. Adesso erano passati 19 anni. L'edera era soltanto un poco cresciuta nel vaso rettangolare e il tronco era diventato rugoso, ma su per giù era la stessa. Però la morte si era avvicinata un bel po' durante quel periodo. Fra altri 19 anni, il tempo di far crescere un'altra pianta di edera, la morte sarebbe stata ormai vicinissima, se non fosse arrivata prima. E il tempo del 1940 in poi era passato velocissimo. Questo secondo periodo, quest'altra corsa verso la morte, sarebbe stata ancora più celere della prima.
Mentre mi passavano per la testa questi pensieri, rivedevo Bruna rivestirsi rapidamente, dopo aver fatto tanto all'amore, per correre verso l'appuntamento col marito, un po' stanca. E provavo per questo come un indolenzimento in fondo al cuore. Ma l'idea che lei si presentasse al marito ancora calda, umida e spossata dai suoi amplessi mi riaccese il desiderio. E non pensai più alla morte. Pensai che se lei fosse stata ancora lì, volentieri si sarebbe spogliata di nuovo per fare all'amore ancora una volta. Un po' sfiniti tutti e due, ma provandoci un gusto straordinario appunto per questo. E anche al pensiero di Salvatore, che aspettava davanti alla rinascente. Il telefono che squillava mi distolse da questi pensieri. Tempo sereno dopo il lungo periodo di pioggia. Avevo percorso la bellissima e solitaria via Crociferi con le sue 4 chiese raggruppate, una di fronte all'altra, e monasteri dalle grate panciute. I vecchi muri e i lastroni di lava erano ancora saturi della pioggia recente. Avevo vagabondato per le strade della vecchia Catania, intorno a Piazza Mazzini, lungo i negozi di Ferrarecci e di lampadari di via Garibaldi e di via Vittorio Emanuele, e mi ero soffermato davanti all'alto portone della casa di Giovanni Verga in via Sant'Anna e al negozietto di porcellane funebri che c'è di fronte. C'ero stato una volta, quando Verga era in vita nel 1920. Io ero studente al ginnasio Ospedalieri e avevo letto tutti i suoi libri, che mi avevano impressionato molto, e non mi stancavo di guardarlo per la via Etnea e quando lo vedevo davanti al Circolo Unione col bastone fra le gambe e le mani appoggiate sopra il manico. Quella volta mi ero accodato a mio zio, il poeta Villaroel, che andava a trovare lo scrittore, e me ne ero rimasto in silenzio accanto alla sua bassa libreria, mentre lui parlava in dialetto, bonariamente, con l'aria di un gran signore di provincia. L'altra mattina sono tornato a visitare, dopo alcuni anni che non c'ero più stato, la casa natale di Vincenzo Bellini. Una donna in ciabatte che sfaccendava sotto l'androne mi indicò familiarmente a salire la scaletta che porta all'appartamento. Dopo pochi gradini ripidi, attraverso una portoncina incassata in un muro spesso, si entra nella prima saletta che, nonostante da tanti anni trasformata in museo belliniano, conserva sempre quell'aria intima di casa privata. Sembra di entrare in uno di quegli appartamenti della vecchia Catania, abitati ancora oggi da piccoli impiegati. Nella luce calma e malinconica che arriva dai balconi che si affacciano sulla via Vittorio Emanuele, i cimeli sono disposti con cura nelle piccole stanze. Ecco l'alcova dove nacque Vincenzo. Adesso c'è il suo cembalo che la riempie quasi tutta. Ha la tastiera scoperta, come se Bellini vi avesse suonato poco fa. I piccoli oggetti personali appartenuti al giovane maestro, conservati dietro il vetro di una teca, in questa luce di casa catanese, sono ancora pieni di intimità. I 2 orologi da panciotto, con la loro chiavetta per caricarli, le spille da cravatta, lo snello bastoncino con un bottone d'argento al posto del manico, le scatoline casellate, i posacarte e i calamai. E fra queste piccole cose quel cartoncino con sopra disegnata una lira musicale. La lira ha 5 corde, delle quali una è costituita da un autentico capello di Vincenzo Bellini, incollato sulla carta. È un capello chiaro, quasi evanescente. Un'altra ciocca di capelli biondi di Bellini è custodita dentro un minuscolo astuccio rotondo. Sulle pareti, accanto ai cartelloni dei teatri dell'epoca che annunziano prime e repliche della Sonnambula, della Norma, dei Puritani e di tutte le opere belliniani, ci sono le riproduzioni dei principali teatri che videro trionfare o cadere la musica di Bellini. Il modesto appartamento è pieno di testimonianze di gloria che sembrano conservate da un padre orgoglioso dei successi del figlio morto giovane.
Una luce simile, da una strada uguale a questa, la via Garibaldi, a pochi passi da qui, riceve lo studio di Giovanni Verga. Entro nella stanza dove sono custoditi gli autografi delle opere di Bellini. I manoscritti ingialliti, un po' accartocciati, mostrano i segni delle note tracciate rapidamente dalla mano del musicista, le sue cancellature. Il primo riordinamento di queste carte fu fatto subito dopo la morte di Bellini da Gioacchino Rossini. Si vedono infatti qua e là le numerazioni e le annotazioni fatte di pugno di Rossini con una calligrafia regolare e inclinata, da scrivano. Ma ecco il pezzo forte della raccolta. Un quaderno di appunti musicali. In esso Bellini annotava uno dietro l'altro e senza che avessero alcun rapporto fra di loro, anzi spesso essendo di natura diversissima una dall'altro, i motivi che gli venivano in mente. Le frasi musicali sono trascritte di seguito. L'unico segno che le divide una dall'altra sono dei leggeri trattini che a prima vista non si notano nemmeno. Da questo quaderno Bellini traeva poi brani che inseriva nelle sue opere. Il sistema di lavoro era ordinato e previdente, inteso ad evitare qualsiasi spreco. Egli metteva da parte duetti, frasi d'amore, marce funebri, descrizioni, in attesa che gli potessero servire. A mano che qualche frase era da lui utilizzata, la cancellava con un metodo quasi burocratico, con pochi tratti, in modo da evitare di doverla adoperare distrattamente in qualche altra opera. Ecco, 2 motivi cancellati che furono inseriti nella norma, un altro nei Puritani e altri ancora. Molte però sono le frasi che non furono mai adoperate, forse perché la morte arrivò troppo presto per il giovane musicista. Così, fra quelle carte ingiallite e quegli oggetti personali, è passata sotto i miei occhi vivissima la breve vita di questo giovane catanese di eccezionale talento, pieno di entusiasmo e anche di voglia di arrivare, che quasi ragazzo vide trionfare la sua musica in tutto il mondo. E morì in pochi giorni, a 33 anni, di una misteriosa malattia viscerale, in una villa di campagna nei dintorni di Parigi, dove si era ritirato per lavorare. La visita è stata lunga, ma il tempo è trascorso senza che me ne accorgessi. L'ora di colazione è già passata. Mentre mi dirigo alla porta d'uscita, passo davanti allo sgabuzzino in penombra, dove è custodita la bara entro la quale il corpo di Vincenzo Bellini fu riportato solennemente a Catania nel 1876, dopo 41 anni di permanenza in Francia. Una bara corta, scura, un po' scrostata. Accanto c'è una delle maschere che furono ricavate dal cadavere e nastri, corone, fronde d'alloro e altre reliquie municipali di quel trasporto. Ma questa roba non ha nulla di mortuario, ha piuttosto l'aria cordiale dei vecchi oggetti in disuso che si custodiscono affettuosamente